ponte musicale tra Castelfranco e Salisburgo, unite nel segno di Mozart e da ponte. Il Conservatorio di Musica Agostino Steffani ospita per una settimana circa 70 studenti da tutta Europa per un master internazionale che culminerà con la messa in scena delle Nozze di Figaro il prossimo 4 maggio al Teatro Accademico. Un progetto nazionale finalizzato con fondi del PNRR, una collaborazione tra le due principali istituzioni musicali dei territori. L'occasione di far conoscere l'opera italiana in Europa e nel mondo. Questo è un po' il senso di questo finanziamento che è stato vinto dal Conservatorio di Castelfranco. I giovani cantanti e musicisti selezionati saranno diretti da Vittorio Ghielmi, direttore del Dipartimento di Musica Antica del Mozart Museum, e di Suonar Parlante, orchestra specializzata nei repertori barocchi e classici. Il progetto ha l'obiettivo di recuperare e valorizzare l'opera italiana all'estero attraverso l'utilizzo di nuovi strumenti di ricerca tecnologici e digitali. Questa opera di valorizzazione porterà a un'edizione digitale dei libretti da pontiani, di un campione molto significativo, e poi a tutta una serie di rapporti internazionali. Il da ponte americano, fra virgolette, sarà studiato e indagato in collaborazione con l'Università della Florida, per cui i nostri dottorandi avranno modo di trascorrere dei periodi di studio a New York. La selezione degli studenti del master è avvenuta l'autunno scorso con bando di concorso al conservatorio. Sono giunte 166 applications, domande da tutta Europa, di studenti di Hochschule, accademie, istituti, conservatori superiori. E sono stati selezionati 25 studenti in Erasmus, che quindi vengono da noi tramite una borsa di mobilità internazionale. Perché ha letto 2 libri e seccato Madame